Un cinese, titolare di un ristorante, si innamora di una sua cameriera e dopo circa 5 mesi di storia decidono di sposarsi. Si sposano e partono per viaggio di nozze, sti due cinesini tutti e due innamorati. Anche la prima notte di nozze stanno nel letto, lui che se la coccola tutta gli accarezza i capelli, a un certo punto lui gli fa: tua madre ti ha detto qualcosa? E lei fa: a un certo punto gli fa: vorrei provare qualcosa di particolare. E lui fa: sì, dimmi amore, dimmi. Vorrei provare un 69. Lei si gira e fa: pollo che mandorle? Un uomo ritorna dal funerale della suocera con la moglie per mano, tutti tristi. Quando stanno arrivando davanti al portone, casca una tegola dal palazzo che gli passa un centimetro dalla testa, a momenti l'ammassa. Lui si gira e fa: oh, mi sa che tua madre è già arrivata. Un tizio entra nel ristorante, si siede, arriva subito la cameriera e lui fa così, col menù in mano: allora guardi, prendo una carbonara e da bere una bella Peroni. E alla cameriera gli fa: signore, mi scusi, ma questo è un ristorante cinese. Mi fa: ah no, mi scusi lei, allora prendo una carbonara e una Peloni. C'è un imbriacone che cammina per il corso del paese tutto barcollando, a un certo punto incontra un passante e gli fa: scusi, che santo abito? Quello fa: ma come faccio a saperlo? Ho capito, sta imbriaco pure te. Uno spaventoso tsunami investe una costa della Cina. Un disastro, migliaia di vittime. Parte la macchina della solidarietà e ogni nazione manda degli aiuti. A un certo punto Paolo Gentiloni, insieme al suo team, pia il telefono e chiama subito in Cina. Questi rispondono: pronto? E lui fa: salve, qui all'Italia, volevamo mandare degli aiuti, vi occorrono dei medicinali? E il cinese al telefono fa: no, medicinali già mandati da Stati Uniti. Allora Gentiloni fa: che gli potremmo mandare? Mandiamogli dei viveri, che fa un collega. Ah, vi occorrono dei viveri? No, viveri già mandati da Russia. Allora Gentiloni fa: ma che gli potremmo mandare? Questi già hanno ricevuto tutto. È sempre lo stesso collega che fa: e mandiamogli dei mini appartamentini, dei prefabbricati. Ah, vi servono dei mini appartamentini? No, mini appartamentini già mandati da Germania. Che Gentiloni dice: ma che gli potremmo mandare a questi? Devo aiutare per forza. A un certo punto il collega gli fa: oh, quelli staranno senza casa, che ne so, mandiamogli tende, teloni. Ah, allora Gentiloni fa: sì, allora guardi, vi mandiamo dei teloni. E il cinese: no, no, teloni no, che dopo non lavorano. Posto del blocco dei carabinieri. Vedono arrivare una macchina che fa spaventosamente zig zag da destra a sinistra. Anche subito il carabiniere con paletta si ferma la macchina, si abbassa il finestrino, il carabiniere fa: beh, io penso che lei sia ubriaco. E questo ubriaco invece che fa: meno male, pensavo che mi sarà rotto lo sterzo. Un motociclista durante una gara c'ha un incidente tremendo e viene portato direttamente all'ospedale. Dopo 2 giorni di coma si risveglia, come si risveglia c'è il medico vicino, no? E lui fa: oddio, che mi è successo? Il dottore fa: guardi, lei si trova in ospedale, ha avuto un gravissimo incidente. Purtroppo ho una notizia buona e una cattiva da comunicarle. Questo è ancora tutto un bambolato e fa: oh, mi dica subito la cattiva, dottore. La cattiva è che purtroppo in seguito all'incidente le abbiamo dovuto amputare tutte e 2 le gambe. Questo scoppia poco. Non è possibile. A un certo punto ci ripensa e fa: scusi dottore, è la bella? Ah, la bella è che c'è il paziente del letto accanto che è interessato ai stivali. C'è un tizio che ha un evidente ticca all'occhio, fa tutto il giorno così. Perché un giorno torna a casa dalla moglie, arriva in cucina e fa così: ciao Concetta, fa una cosa, fammi un piatto di spaghetti per favore. Via e se ne va di là. Passa mezz'ora e la moglie viene. Perché si rialza e il marito si affaccia in cucina e vede la moglie che sta a leggere il giornale. Perché fa: ah, c'è? Ma i spaghetti? La moglie fa: ma come gli spaghetti? Ma io penso sempre che stai a scherzare, fai sempre sto dico. Ma quale sto a scherzare? Dai, che vado di fretta. Fa una cosa, fammi una bistecca, dai. E se ne arriva di là. Passa mezz'ora e manca la bistecca che ha fatto. Perché si rialza, va in cucina e fa: ah, c'è? Ma la bistecca? La moglie sempre col giornale fa: oh, ma che ne so, io penso che mi stai a piangere sempre con st'occhio. Ma che te sto a piangere? Oh, dai, che vado di fretta, devo tornare al lavoro. Dai, sbrigati, fammi un'insalata, va. E se ne arriva. Passano 10 minuti e manchi l'insalata arriva. Perché ritorna in cucina e il marito gli fa: ah, c'è? Ma sta insalata? La moglie fa: oh, che ne so, io pensavo che stavi a scherzare. Ah, ma c'è? Vaffanculo! Siamo a una fiera. C'è sta una coppia che gira per banchetti e a un certo punto da un banchetto esce in cinese con un cestino davanti che fa così: calamelle per l'indovinale, calamelle per l'indovinale, calamelle per l'indovinale. Si avvicina uno e gli fa: oh, dammene un po' una. Questa la pia, la scarta, se la mangia. Ma sta caramella sa de merda. Indovinato. Tra amici. Oh, ma tuo padre che t'ha detto quando gli ha distrutto la macchina, tralasciando le bestemmie? Niente.
c'è un uomo che ha l'ossessione di avere il pisello piccolo piccolo piccolo. Perché un giorno, dopo tanta titubanza, si confida con un amico e dice che lui non ha mai avuto rapporti proprio per questo problema, perché c'ha paura a spogliarsi davanti a una donna. Perché l'amico suo gli fa, fa una cosa, quando rimorchi qualcuna, portatela a letto, cominci a fare un po' di petting, te la baci, te la spogli tutta, quando state al buio e lei è bella infervorata, tu lo tiri fuori e glielo metti in mano. Stai tranquillo, anche se è piccolo lei non ci farà caso. Lui fa, ma sei sicuro? Sì, sì, vai tranquillo. Insomma, questo è il primo sabato, esce la sera in discoteca, rimorchia una ragazza, bevono 2 drink, se la porta a casa, si cominciano a baciare, la butta sul letto, lui spegne la luce, stanno tutti belli infervorati, lui lentamente si spoglia, nel buio più totale, si tira giù i pantaloni, si leva le mutande, glielo mette in mano, come glielo mette in mano le fa così, no grazie, non fumo. C'è una signora napoletana che è incinta di 3 gemelli. Siccome però è molto superstiziosa, si rivolge a una cartomante per sapere il futuro di questi 3 gemelli. Perché quando entra lì, la cartomante fa tutte le carte, poi fa, scusasse, io vorrei sapere qualche cosa del futuro di questi bambini. Perché la cartomante si alza, gli poggia una mano sulla pancia, comincia a toccare la prima testina e fa, il suo primo guaglione diventerà uno scienziato famosissimo. La signora tutta contenta, che maronna santa, che bello, uno scienziato, che bello. E lo secondo? La cartomante comincia a toccare l'altra testina, fa, il secondo diventerà un pittore famosissimo. E la signora sempre più contenta, maronna che bello, un pittore, uno scienziato. E un terzo? La cartomante tocca, fa, il terzo diventerà un cantante neomelodico. Anche la signora fa, no, come? Uno scienziato, un pittore e cantante neomelodico, no. Ma come possiamo fare per eliminare il terzo bambino? Allora lui fa, guardi, c'è un sistema, possiamo eliminarlo fin da subito. Gli fa, guardi, preferisco tenere lo scienziato e il pittore. Anche la cartomante apre il cassetto, tira fuori un piccolo martelletto e comincia a toccare la pancia, sente la testa, a un certo punto fa, stoc! Come fa così? Da dentro la panza della signora si sente fa così. Hanno ammazzato fratemo pittore! C'è sta un ragazzo che sta all'estero che ha la fidanzata, però gli aveva fissa di sposarsi all'improvviso. Quindi vanno dentro una chiesetta e parlano col prete per sapere come funziona lì. Si mettono a sede e lui fa, senta, ma padre, ma c'è da pagare qualcosa per effettuare questa cerimonia? E il prete si guarda e fa, no, qui in genere si paga in base alla bellezza della sposa. Lui si gira, si guarda la moglie, si tira la mano in tasca, gli mette sul bancone 10 euro. E il prete gli piace e fa, aspetta e te do resto. Un carabiniere entra dentro un negozio di articoli sportivi, arriva al bancone e fa, buonasera, volevo un paracadute. Lui fa, certo, gli mette qua, fa, come funziona? Allora guardi, con la leva destra apre il paracadute. Bene, e se non si apre, con la sinistra apre il paracadute di emergenza. Non capito. E se non si apre neanche quello, ce lo riporti che lo cambiamo, tanto sta in garanzia. C'è Geppino in campagna con il nonno e cominciano a camminare per prato, no? A un certo punto Geppino si affaccia a una staccionata e vede un toro che si sta montando una mucca. Allora gli fa, nonno, ma che fa quel toro? E il nonno gli fa, beh Geppino, il toro sta servendo la mucca. Ah, vabbè, e se ne vanno. Arrivano davanti a un altro recinto e c'è sta uno stallone che si sta montando una cavalla. Fa, nonno, ma che fa il cavallo? Beh, piccolo Geppino, lo stallone sta servendo la cavalla. Ah, ho capito. La sera tornano a casa, è pronta la cena, si mettono a sede. Esce la nonna dalla cucina e gli fa il nonno, caro, servi il conio a Geppino. E lui dice, no, io mangio soltanto le patate. 2 naufraghi, sono ormai 5 anni che stanno su un'isola deserta. A un certo punto, tutte e due assedate dalla palma, da lontano si vede arrivare un cane nell'acqua che nuota verso l'isola. Uno di due guarda bene e fa, se non mi ricordo male, quella lì deve essere una donna. In salone c'è un signore sulla poltrona e c'è il figlio che so 4 ore con quel pianoforte stonato fragico. A un certo punto il padre fa così, quanto sarei voluto essere Beethoven. E il figlio si gira e fa, sì papà, così avresti composto per me, vero? No, perché era sordo, hai rotto il cazzo. C'è un ragazzo che ha un grave problema, non riesce a svegliarsi la mattina, quindi va sempre tardi al lavoro. Perché un giorno il capo dell'ufficio lo prende da una parte e gli fa così, hai rotto le palle a venire sempre tardi, la prossima volta ti giuro se vieni in ritardo sei licenziato in tronco. Così fa, no la prego, starò più attento. Come esce dall'ufficio va subito dal medico, entra dal dottore e gli fa, dottore, io ho un problema, non riesco mai a svegliarmi la mattina, con niente, ho provato di tutto. Allora il dottore per il cassetto gli fa, guarda, prendi queste pillole, una prima di coricarti e vedrai che ti svegli puntuale tutte le mattine. Grazie dottore, questo pia queste pasticche e va a casa. La sera cena, dopo cena prende questa pasticca e si mette a dormire.
La mattina, pam, alle 6 in punto gli si spalancano l'occhio. Si alza, c'ha belle 2 ore d'anticipo, si lava tutto, fa una bella colazione, si legge il giornale e poi si reca in ufficio. Arriva in ufficio perfettamente puntuale, come entra, gli viene incontro il capo e gli fa così: adesso basta, te l'avevo promesso, sei licenziato. Quello gli fa: ma come, stamattina sono arrivato in tempo? E il capo gli fa: ma sto a 3 giorni che vieni.